Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tragedia nel depuratore di San Vito Lo Capo, muore per le esalazioni un operaio, perde la vita anche un soccorritore del 118 mentre cercava di rianimarlo. Nuovo stop ai voli fino alle 2 di Ferragosto per l'eruzione sull'Etna, migliaia i passeggeri rimasti a terra, disagi e danni incalcolabili al turismo e all'immagine dell'isola. Ieri incontro sindacati regione per attivare nuovi protocolli per gestire l'emergenza. Agguato in centro a Siracusa, padre e figlio feriti con un fucile a canne mozze mentre guidavano una motoape. L'aggressore è riuscito a fuggire nel traffico. Vigilia di Ferragosto che tanti si preparano a festeggiare in spiaggia ma scattano i divieti contro i bivacchi. Il ritorno di Sant'Agata, devoti pronti a celebrare l'anniversario del rientro da Costantinopoli delle reliquie della patrona di Catania. Antenna Sicilia, Telecolo e Sicilia Web seguiranno in diretta la straordinaria festa della traslazione. Arrivano i soldi, risolto il nodo fideiussione, il Catania gioca oggi pomeriggio a Parma per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Tra poco ci occuperemo della situazione all'aeroporto di Catania dove continua lo stop che è stato prorogato fino alle 2 del mattino di Ferragosto, ma apriamo questa telegiornale con il gravissimo incidente avvenuto ieri nel depuratore di San Vito Lo Capo in cui hanno perso la vita un operaio e un soccorritore del 118 che cercava di rianimarlo. Sentiamo Laura Spanò. Non si arrabbiava mai, era di bontà, era quanto da Piange e si dispera la moglie di Francesco Bulgarello, l'operatore sanitario del 118 deceduto ieri mattina dopo aver tentato di salvare, ma invano, la vita a Davide Anselmo di 45 anni, l'operaio che dopo essere sceso all'interno della vasca del depuratore ha accusato un malore stramazzando a terra esamine. Una disgrazia senza uguali, quella che si è consumata ieri mattina sotto gli occhi attoniti di quanti erano arrivati sul posto dopo l'allarme lanciato da un collega di Anselmo. Non è chiaro cosa sia potuto accadere all'operaio dell'azienda che gestisce la struttura in quella vasca, così come non è chiaro se il soccorritore sia deceduto per un malore dovuto al caldo, ieri c'erano oltre 40 gradi, o perché ha respirato esalazioni tossiche. Per entrambi i casi sarà la magistratura ad accertare così è avvenuto. Sul posto i colleghi del soccorritore hanno provato per oltre mezz'ora a rianimarlo, ma invano. La procura di Trapani, che ha aperto un fascicolo, ha disposto l'autopsia sui corpi di Anselmo e Bulgarella. Una prima ricognizione è stata effettuata sul posto dal medico legale, presente anche il magistrato di turno. L'aria è stata transennata e sono stati effettuati rilievi per scongiurare eventuali fughe di gas tossico. Sono intervenuti i tecnici del nucleo specializzati in analisi batteriologiche, chimiche e radiologiche dei vigili del fuoco per misurare i livelli di tossicità nella zona e nella vasca. Presenti anche i funzionari dello Spresale di Trapani. Al vaglio degli inquirenti c'è anche il rispetto delle normative sulla sicurezza attuate nella struttura. La procura in queste ore dovrà anche decidere sull'opportunità di porre sotto sequestro l'impianto di depurazione. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, intanto nel rispetto del dolore delle famiglie e di fronte alla gravità di quanto accaduto, ha disposto la sospensione di tutte le attività e di tutte le iniziative previste in occasione del Ferragosto come segno di rispetto e partecipazione al lutto che ha colpito la comunità. L'invito a tutti, cittadini, ospiti e operatori economici del territorio, è a vivere questi giorni con sobrietà e rispetto. Un giovane di 21 anni, Alessandro Allegre, è morto in uno scontro frontale tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri a Tusa, in provincia di Messina, sulla strada provinciale 177. Il ragazzo era al volante della sua BMW quando si è scontrato con una Mercedes proveniente in senso opposto e guidata da una cinquantenne. La donna è rimasta gravemente ferita. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.
Dunque Etna guasta festa e l'attività del vulcano blocca l'aeroporto di Fontanarossa, stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto con pesanti ricadute su turismo ed economia. Operativo Comiso sotto pressione, intanto si fanno largo gli sciacalli, come denuncia l'attore Laganato. Nino De Mana. Stop ad oltranza e niente voli fino alle 2 del 15 agosto, un ulteriore blocco che getta nel panico migliaia di passeggeri in transito all'aeroporto Fontanarossa che sta vivendo una delle emergenze più drammatiche degli ultimi 20 anni. Le bizze dell'Etna lasciano il segno, rovinano le vacanze e complici problemi strutturali, organizzativi e di gestione di uno scalo sotto un vulcano attivo provocano danni a cascata economici e di immagine. Gli effetti dell'eruzione, come detto, continuano a bloccare l'operatività dell'aeroporto etneo. La SAC ha comunicato l'estensione della chiusura del settore C1 e B3 con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle 2 di Ferragosto, ma si tratta di un termine che dipenderà dall'evolversi della situazione dell'Etna. Resta operativo invece l'aeroporto di Comiso che martedì sera aveva sospeso l'attività per contaminazione da cenere lavica. Particolarmente sotto pressione lo scalo Falcone Borsellino di Palermo, preso d'assalto da migliaia di viaggiatori con file interminabili e scene di caos e bagagli sparsi nell'aerostazione, e non mancano gli sciacalli dell'emergenza che chiedono fino a 700 euro per un transfer da Catania a Palermo. Tra i tanti passeggeri bloccati anche l'attore Filippo Laganà che posta su Instagram un video denuncia. Ci viene suggerito di andare verso l'aeroporto di Palermo a spese nostre ovviamente, senza darci nessun tipo di rimborso né una navetta a disposizione, e il costo delle navette per arrivare dall'aeroporto di Catania all'aeroporto di Palermo è di 700 euro a persona. Allora io mi chiedo, siamo in Italia, siamo nel 2026, il vulcano sta qua da sempre, ma forse c'è qualcosa che non funziona? Ed insorgono le associazioni di categoria che invocano controlli antispeculazione. Ma chi pagherà questi e tutti gli altri costi extra sostenuti dai passeggeri? Lo abbiamo chiesto ad un'associazione per la tutela dei consumatori. Luca Ciliberti. Cancellazioni, ritardi, costi extra e vacanze rovinate. Ma chi pagherà per tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Carmelo Calì, esperto di questi temi. Sono dovute le compagnie, lo stabilisce il regolamento comunitario, lo ha confermato la Corte di Giustizia europea con diverse pronunce. A chi spettano invece i costi dei trasferimenti verso gli altri scali? Tutte le spese sono a carico della compagnia che deve predisporre un adeguato servizio, e se la compagnia non dovesse provvedere, e quindi se il passeggero sarà costretto a provvedervi autonomamente, ha diritto ad avere rimborsate tutte le somme che ha pagato per raggiungere l'aeroporto dove sarà stata programmata la partenza. E poi c'è chi da giorni è costretto a pagare pernottamenti in attesa di poter ripartire verso casa. Tutte cose a cui deve provvedere la compagnia. Se la compagnia non vi provvede, il consumatore faccia le ricevute, perché ha diritto ad avere rimborsato tutto, sia l'albergo, sia i pasti, sia il transfer dall'albergo all'aeroporto e viceversa. Infine, chi ha perso il volo e non è potuto partire spesso rovina anche l'intera vacanza. Anche in questo caso, di chi è la colpa? Ma certamente non vi può essere una responsabilità da parte della compagnia o del tour operator per la vacanza rovinata, perché è chiaro che si tratta di un fenomeno che sfugge alla loro capacità di controllo. Però bisogna vedere caso per caso, perché in molti casi l'inadempimento della compagnia o del tour operator sotto diversi profili, cioè l'incapacità di porre subito rimedio alla situazione che si è verificata, potrebbe determinare il diritto del consumatore ad avere risarcita la vacanza rovinata. E si è svolto ieri pomeriggio presso l'assessorato alle infrastrutture il confronto sull'emergenza Etna e sulle ricadute del sistema aeroportuale dei trasporti in Sicilia, richiesto dai sindacati CGIL Cisle-Will, FILT CGIL, FIT Cisle-Will Trasporti. All'incontro erano presenti tutti i soggetti interessati in qualche modo dallo stop ai voli, fra cui l'AST, la Protezione Civile, la SAC e i consorzi del trasporto pubblico su gomma siciliano. Abbiamo chiesto la definizione di
protocolli condivisi per la gestione delle emergenze aeroportuali con procedure, competenze e responsabilità chiare ed un efficace coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti. È parso evidente che i protocolli di emergenza già presenti nei singoli scali non riescono a far fronte all'emergenza, spiegano i sindacati, e inoltre è stata posta la necessità di fare chiarezza sul ruolo delle compagnie aeree e di ENAC nella gestione dei disagi ai passeggeri. L'assessore ha condiviso l'esigenza di definire un piano regionale dei trasporti che assegni compiti chiari ad ogni singolo soggetto, ed è stato riferito anche nel corso di questo incontro l'impegno del governo per individuare soluzioni alternative alla mobilità su gomma, tra cui l'ipotesi di un collegamento navale veloce tra Reggio Calabria e Catania. Intanto vediamo che cosa sta succedendo sull'Etna, dove l'eruzione va avanti, uno spettacolo che attira migliaia di curiosi che intasano le strade di montagna. Il servizio. L'Etna non dà tregua, l'attività dei crateri sommitali che produce la nube di cenere vulcanica in atmosfera non accenna a diminuire, una situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania che però non ha elementi per sbilanciarsi su un eventuale termine di questa situazione che sta producendo i disagi al trasporto aereo sull'aeroporto di Catania. Non è facile prevedere che tempi ci saranno per la fine di questa attività. Oggi chiaramente non ci sono segni di regressione, anzi negli ultimi giorni registriamo un leggero aumento sismico. Prosegue anche l'attività effusiva dalle bocche eruttive a quota 2750 metri, 2090 metri e 1900 metri. Sì, le colate laviche sono chiaramente ancora alimentate, alcuni bracci sono in raffreddamento, ma il ponte più avanzato che è vicino a Rocca Capra è intorno a una quota di 1360 metri e comunque allo stato attuale non danno alcune preoccupazioni. L'eruzione, soprattutto a bassa quota, attira inevitabilmente la curiosità di tanti appassionati e turisti che vogliono avvicinarsi al fronte lavico. Per questo motivo la città metropolitana ha disposto il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lungo alcuni tratti delle strade metropolitane interessate dall'eccezionale flusso di visitatori e curiosi che si fermano lungo le arterie montane, specificatamente nella zona del rifugio Citelli Milo. E nelle ultime ore è stata osservata anche l'apertura di una nuova piccola bocca alla base del cratere di nord-est che al momento emette solo gas. Cambiamo argomento, andiamo nel Ragusano dove la Guardia di Finanza ha arrestato 2 uomini risultati in possesso di 11 kg di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di Ispica dove sono stati rinvenuti 10 panetti di sostanza stupefacenti, oltre a un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento dei narcotici e 2.250 euro. Agguato al centro di Siracusa ieri mattina padre e figlio colpiti con un fucile a canne mozze mentre erano fermi al semaforo e caccia al responsabile della sparatoria. Francesco Aloi. L'agguato a mezzogiorno tra il traffico. Nel mirino 2 siracusani, padre e figlio di 53 e 31 anni. Erano su questa Ape Calesse, uno dei tanti mezzi caratteristici che portano i turisti in giro per la città. Entrambi adesso sono in ospedale all'Umberto I, con ferite d'arma da fuoco. A premere più volte il grilletto sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter che poi si è dileguato tra le auto. Tutto è accaduto qui, in via von Platen, una delle arterie più trafficate soprattutto nelle ore di punta. A pochi metri c'è il comando dei vigili del fuoco. Gli uomini della squadra mobile stanno dando la caccia al responsabile dell'agguato, che ha il sapore di un regolamento di conti. Comunque dalle telecamere dovrebbe spuntare il volto di chi ha sparato. Non può. Episodi come questo, ha detto il sindaco Italia, devono essere contrastati con determinazione, attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini.
Della squadra mobile potrebbero avere già individuato l'uomo che ha sparato alcuni colpi con un fucile a canne mozze. Secondo la ricostruzione, quando l'ape si è fermata al semaforo, il kill, che viaggiava solo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è sceso, ha preso il fucile ed ha esploso i colpi a distanza ravvicinata. Poi è ripartito, numerosi gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Rischio ondate di calore oggi a Palermo e Messina, con temperatura percepita di 36 gradi, ed è con queste temperature che molti si preparano a festeggiare il Ferragosto in spiaggia, ma scattano i divieti contro falò e bivacchi. Sentiamo Davide Sardo. Ferragosto blindato in Sicilia, e ad Agrigento i controlli si alzano anche in volo. A San Leone, cuore della movida estiva, scatta il piano straordinario per gestire gli accessi e contenere gli assembramenti. Pattuglie, barriere e dissuasori saranno affiancati dai droni. Gli occhi elettronici sorvoleranno il litorale per monitorare i flussi, controllare gli spostamenti e individuare eventuali falò o principi di incendio. Un dispositivo rafforzato in vista della notte più affollata dell'estate. Ma la stretta riguarda tutta la Sicilia. A Palermo, fino al 16 agosto, il sindaco Roberto Lagalla ha vietato assembramenti, picnic, tende e accensioni di fuochi alla Favorita e nell'intera area della riserva di Monte Pellegrino. Sulle spiagge, nelle fasce serali e notturne, stop anche a manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi. Vietato inoltre accatastare legname o altri materiali infiammabili e predisporre tende. E nella notte tra il 14 e il 15 agosto scatta il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nelle aree demaniali. Niente bottiglie di vetro anche per le bevande analcoliche vendute per asporto. I trasgressori rischiano multe fino a 500 euro. Misure analoghe da Marsala a Cefalù, da Messina a Siracusa. Ad Agrigento intanto il sindaco Michele Sodano vieta sulle spiagge legna, carbone, tende, attrezzature da campeggio e fuochi. L'obiettivo è prevenire incendi, situazioni di pericolo e assembramenti fuori controllo. Una notte di festa dunque, ma con una parola d'ordine: sicurezza. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per parlare della festa straordinaria per l'anniversario del rientro delle reliquie di Sant'Agata. Catania si appresta a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata, patrona della città. 3 giorni intensi che cadono nel 9° centenario e che vedranno in città il cardinale Parolin. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tutto il popolo di Agata si metterà in cammino, un pellegrinaggio che inizierà la sera del 16 agosto con la veglia di preghiera ad Aci Castello, dove saranno giunte le reliquie della martire, e poi il 17 agosto con il rientro a Catania delle Sacre Spoglie e la conclusione in Piazza Duomo con l'incoronazione della Santa Patrona di Catania. La festa del 9° centenario del ritorno in patria da Costantinopoli, evento storico, sarà ricca di momenti significativi. I devoti sono invitati a indossare il sacco. Il 17 agosto alle 5 del mattino campane a festa. Il pellegrinaggio comincerà da Piazza del Rotolo a Catania. Un pellegrinaggio che, partendo dal luogo nel quale, secondo tradizione, sono state accolte dalla città le reliquie di Sant'Agata, cioè la rotatoria di Sant'Agata al Rotolo, giungerà fino alla cattedrale. All'arrivo delle reliquie il cranio sarà riposizionato nel busto recentemente restaurato. Tutto avverrà alla luce del sole. Con il solenne pontificale della sera si concluderà la giornata, ma non la festa. 4.200 le sedie in piazza. Il 18 agosto messa di ringraziamento per ricordare la dedicazione della cattedrale a Sant'Agata. Tanti gli eventi che suggelleranno questi giorni così significativi. Ricordiamo il progetto Tu sei Agata, il chilometro di tessuto realizzato nell'ultimo anno che attraverserà Vietnea, le icone contro le microdiscariche, lo spettacolo Santa Ituzza. Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta questa straordinaria e storica festa della traslazione delle reliquie. Lo chiamano l'Oriente Express del mare, lo yacht a vela più grande del mondo che è stato al porto di Siracusa, un gigante del lusso a costi proibitivi. Francesco Aloi.
una fotografia scattata dal ponte Santa Lucia. Chi arriva a Ortigia non può non vedere questo gigante del mare. Ho visto qualche foto su Instagram, è veramente qualcosa di incredibile. Qualcosa di irraggiungibile. Se poi torniamo con la pagina sportiva, perché è stata risolta in extremis, anche oltre, la grana fideiussione per il Catania. Siamo al calcio, risolta la grana fideiussione, il Catania gioca oggi pomeriggio a Parma in Coppa Italia Maggiore. Sergio Colosi. Finalmente spazio al calcio giocato, risolta la grana fideiussione con garanzie economiche, il Catania può pensare alla sfida di oggi con inizio alle ore 18 allo stadio Tardini contro il Parma, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Longo potrà inserire indistinte nuovi acquisti, Allegretto e Bruzzaniti, a parte qualche variazione darà spazio a coloro che si sono guadagnati la vetrina di Parma, superando ai rigori il Vicenza. Noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile. Chi passa il turno affronterà la vincente di Cremonese Sampdoria, sino ai quarti di finale niente tempi supplementari e in caso di parità dopo i 90 minuti direttamente ai rigori. La partita sarà trasmessa in chiaro dal canale 20 di Mediaset. Arbitra Crezzini della sezione di Siena. Sul mercato i nomi caldi sono Di Gennaro, Gimenez e Dini in uscita, Vitale, Rocchetti e Patierno in entrata. Dopo la tournée in Australia, il Palermo è pronto a fare rientro in Sicilia, adesso si pensa alla Coppa Italia. Marco Gullà. Il Palermo torna in Sicilia dopo la tournée in Australia e cambia marcia. Domani la ripresa degli allenamenti. Nel mirino c'è già la prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma al Barbella lunedì, dove l'attesa cresce di giorno in giorno. Sono già oltre 23.500 i biglietti venduti. Intanto Pippo Inzaghi traccia il bilancio del lavoro svolto in Australia. Tra le note positive, i primi segnali arrivati da Strefezza, uno degli ultimi rinforzi a disposizione del tecnico. Sul fronte mercato, però, prima di pensare a nuovi ingressi, bisogna fare spazio. Il direttore sportivo Carlo Osti è alle prese con gli esuberi. Ormai vicina la cessione di Salindi a Chité allo Zulte Waregem. Restano da definire le posizioni di Buttalo, Brunori e Blen. Una situazione che riguarda da vicino anche l'attacco. Il Palermo cerca un vice Poyampalo, ma per sbloccare l'operazione sarà necessario prima chiarire il futuro di Jasiel Edouaron. Al momento resta invece congelata la pista che porta allo spagnolo Iker Almena. Sulle fasce, intanto Inzaghi può contare su due nuove soluzioni. Strefezza e Vavassori portano qualità, velocità e fantasia. Il tempo stringe e il Palermo è chiamato a completare il puzzle. Da una parte la preparazione al debutto ufficiale, dall'altra un mercato ancora da definire. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna alle 14. Buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.